Salve YouTubers, oggi vi mostrerò come fare la selezione dei gusti nella mia macchina della distribuzione delle caramelle. Incominciamo. Abbiamo bisogno di due pezzi da 1x4, poi questo con 2 buchi e 2 da 1 messi uno sopra l'altro. Ecco il primo piano. Ora farò più velocemente il secondo. Ok, ovviamente alcuni pezzi non ce li avevo, quindi ho dovuto modificare un po'. Adesso carico la macchina. Metto la parte superiore, che fungerà soprattutto a coprire ciò che non dovrebbe essere visto, cioè il meccanismo. È un po' snervante fare questo però i risultati sono ottimi. Adesso mettiamo sulla macchina questi due. La macchina la farò vedere per ultima. E infine si attacca il tutto. E questo si fa vedere questo video come si fa a fare questa macchina. Per ricaricarla, vedete, qui c'è uno spazio per staccare e mettere nuovamente la caramella che è caduta. Spero che il video vi sia piaciuto e se volete vedere l'altro pezzo come si fa, c'è la base, dovete chiedermelo supplicando sui commenti. Ciao!